Buonasera, ospite di questo nostro speciale a TVA e questa sera il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo. Grazie sindaco per aver accettato il nostro invito, per fare un po' un consuntivo anche di questo che è stato il 2021, un anno sicuramente impegnativo e che ha visto Ravanusa al centro un po' dell'attenzione con le zone rosse del Covid. Ecco, prima di iniziare a parlare un po' dell'attività, diciamo, sindacale, vorrei accentuare il problema del Covid. Ravanusa, tra l'altro, ci risulta dalla quotidianità della nostra informazione, è stato diverse volte zona rossa. Allora, sindaco, mi chiedo come ha vissuto questo momento anche, diciamo, il rapporto alla sua sindacatura, il rapporto con i cittadini, perché mi risulta che 3-4 volte voi siete stati in zona rossa. Tanto grazie Arturo, Prego. un saluto ai telespettatori. Sì, purtroppo il Covid che sta interessando il mondo, questa pandemia che ha cambiato anche le nostre abitudini, ha una particolarità anche nel mio comune. Si diceva bene, abbiamo avuto diversi picchi in questo anno e diverse dichiarazioni di zona rossa. Per fortuna nell'ultimo periodo i contagi sono scesi, siamo a 2 contagi che tra l'altro ormai da qualche giorno sono veramente bassi, però c'è un dato che mi rammarica: le vaccinazioni nel mio paese ci portano ad essere il fanalino di coda. Abbiamo ancora il 72% dei vaccinati con la seconda dose, quindi c'è un 28% che ancora è restio a vaccinarsi. C'è una parte della popolazione che magari segue queste linee Novax, però alcuni hanno titubanza. Speriamo, con anche lo stimolo che viene da noi, dai medici di base, stiamo facendo un lavoro sinergico anche con l'ASP, di convincere queste persone che ancora non si sono vaccinate, perché tornare nuovamente a vivere quel periodo di lockdown o comunque di restrizioni sarebbe un danno per l'economia e per la salute dei miei concittadini. E con la terza dose come siete messi? Quelli che hanno fatto la seconda dose, abbiamo un hub a Ravanusa, si vaccina il lunedì, il mercoledì e il venerdì, si stanno iniziando a vaccinare così come previsto dal calendario regionale. Ecco sindaco, voi nell'ambito della vostra attività avete anche erogato diversi sostegni, diversi contributi, mi risulta almeno da quello che ho visto nell'albo sia ai cittadini che anche alle imprese. Noi abbiamo fin dall'inizio svolto un'azione di sostegno, di supporto alla popolazione. Abbiamo iniziato proprio quando c'è stato il primo lockdown anche con fondi comunali, ma poi per fortuna sono arrivati i fondi dell'ordinanza nazionale, fondi regionali con il Fondo Sociale Europeo, con la delibera di giunta che ha stanziato 300 milioni a favore dei cittadini, e abbiamo velocizzato tutte le operazioni burocratiche, abbiamo fatto in modo che le domande si facessero direttamente online per dare una risposta immediata e concreta ai cittadini. Lo stiamo continuando a fare. Tutte le risorse che sono arrivate sia dalla Regione sia dallo Stato sono state immediatamente trasferite ai cittadini che hanno avuto e continuano ad avere difficoltà economiche, però grazie al sostegno che arriva dalla Regione e dallo Stato e con la velocizzazione delle procedure burocratiche attuate dal Comune di Ravanusa non abbiamo più un euro da erogare perché li stiamo dando tutti. Quindi tutti. In questo senso, diciamo, lei dà un risultato positivo anche del lavoro della sua amministrazione? Sì, di questo sono assolutamente contento perché i cittadini sono stati veramente in difficoltà, le imprese continuano ad essere in difficoltà, molte attività commerciali sono state costrette a chiudere, quelle che non hanno chiuso sono in affanno, i soldi sono stati messi a disposizione e io dico, quando i soldi sono a disposizione e vengono dati ai comuni, i comuni non li devono tenere in cassa per evitare di pagare interessi, ma immediatamente bisogna trasferirli. E io credo che questa azione che abbiamo fatto, grazie alla collaborazione degli uffici, grazie alla collaborazione
di un gruppo che abbiamo costituito, un gruppo di emergenza, credo che dia sollievo, non risolve i problemi dei cittadini, ma dia sollievo alle attività e anche a coloro che grazie a questo contributo che stanno ricevendo dal Comune stanno superando questo momento di difficoltà in questo periodo di pandemia. So che lei ha anche attivamente collaborato da una squadra assessoriale abbastanza, sono contento sia positiva. Dei miei assessori che della mia parte burocratica. Mi risulta. Sì, c'è un assessore che si è dimesso per ragioni personali, anche se continua a collaborare con noi e con l'amministrazione. Stiamo provvedendo a nominarne uno nuovo. Sindaco, ecco, lei è stata una persona che è sempre stata presente nelle varie manifestazioni che si sono svolte nei vari luoghi, diciamo, in Sicilia, ad Agrigento, nei vari summit, diciamo, in prefettura, è stato anche a Roma, diciamo, l'ultima, per esempio, ho visto la partecipazione attiva all'assemblea dell'ANCE, la manifestazione sul PNRR a Roma il 3 novembre insieme ad altri sindaci, è stato pure presente in un incontro con il ministro per il Sud, la signora Mara Carfagna, ha incontrato la Bellanova, insomma un'attività che la porta anche a essere presente istituzionalmente non solo a Ravanusa ma anche fuori. Quanto è importante, dico, anche questa presenza. Si diceva, c'era un vecchio detto che si dice la presenza è potenza, certo, e bisogna comunque sempre essere presenti per rivendicare le ragioni del territorio, per rivendicare le esigenze del territorio e poi per anche portare un modello, lavorare in sinergia con gli altri sindaci, con chi ha voglia di fare crescere questo territorio, per portare anche risorse e creare sviluppo. Io ricordo all'inizio, quando ho iniziato questa avventura di sindaco, questa esperienza, quando portavano il piano triennale mi si diceva che era il libro dei sogni, che tutto quello che c'era scritto non si poteva realizzare. Siamo riusciti a Ravanusa a dimostrare in questi 8 anni invece che quello che era scritto nel piano triennale si può realizzare, si possono reperire le risorse, si possono realizzare progetti, bisogna essere ambiziosi e capire quelli che sono i canali giusti per ottenere finanziamenti e realizzare le opere. Della stessa cosa ragioniamo con i sindaci, perché questa provincia ha delle esigenze particolari, ha la necessità di svilupparsi, e il fatto che in questo periodo siamo presenti nelle varie assemblee o chiediamo con forza tutti assieme, anche tramite l'ANCI, rivendichiamo le risorse che vengano investite su questo territorio, credo che sia il ruolo che noi ci siamo dati, e il fatto che oggi ci sia questa possibilità, per esempio con il PNRR, di questi fondi che potranno e potrebbero arrivare nel nostro territorio. Se non lo chiediamo ora, se non facciamo ora, se non progettiamo adesso, rischiamo di rimanere fuori per sempre. Quindi il fatto di essere presenti con gli altri sindaci che vogliono far crescere questo territorio è un segnale della voglia di chi è chiamato a rappresentare i cittadini di spendersi per fare crescere questa terra. Quindi lei è fiducioso che questa sua presenza possa Io sono diciamo, sempre ottimista per natura, sì. Sono ottimista per natura, credo che questa terra abbia grandi potenzialità, credo che molte cose che magari ci vengono raccontate e molte cose che ci vengono dette che non si possono fare, che magari siamo quasi abituati culturalmente a dire che si potranno fare fra 30 anni, fra 50 anni, io credo che invece le possiamo realizzare adesso. E bisogna lavorare, crederci e portare a casa i risultati. Ma sul PNRR abbiamo visto che ci sono pareri discordanti di diversi suoi colleghi, addirittura c'è stata una grossa presa di posizione dei vari ordini agrigentini, provinciali, l'ordine degli architetti, gli ordini degli ingegneri, insomma c'è stata una grande manifestazione al Teatro Pirandello, ecco, e le istanze sono state parecchie, però arrivano notizie, insomma, sul PNRR dobbiamo, perché a quanto pare sulle scelte del PNR favorirebbero molto il nord. Assolutamente, sul PNRR dobbiamo osare di più
e non dobbiamo dividerci pensando al particolare. Non possiamo pensare ai sindaci di sistemarci una piazza o sistemarci una strada o fare qualcosa che comunque interessi solo il nostro piccolo territorio. Io credo che la richiesta che deve venire per un forte investimento nel PNRR, al di là dei bandi che già possibilmente sono stati pubblicati, dovranno servire per una crescita generale della Sicilia. Non dobbiamo accontentarci del piccolo, dobbiamo puntare alle grandi infrastrutture. Le risorse ci sono, purtroppo noi siamo indietro in Sicilia su tutto, sulla viabilità su gomma, sulla viabilità ferrata, sui porti, sugli interporti, sulle infrastrutture idriche, sui rifiuti. Siamo indietro su tutto, abbiamo bisogno di grossi investimenti e di grandi infrastrutture. Se non utilizziamo questo momento per reperire queste risorse, rimarremo indietro per sempre, perché queste risorse che verranno date col PNRR sono più di quelle che sono state stanziate col piano Marshall. Se non progettiamo adesso e chiediamo sulla base di un progetto che si può realizzare queste risorse allo Stato, è chiaro che il Nord sarà più bravo a progettare, a chiedere le risorse, e i soldi saranno dirottati sicuramente da un'altra parte. Lei ha detto il Nord è più bravo a progettare. Recentemente una ventina di progetti sui consorzi di bonifica sono stati bocciati perché erano incompleti. Quindi c'è questa critica che il Sud non progetta bene? Il Sud non progetta bene, o comunque c'è un cortocircuito fra le varie amministrazioni, perché molte volte la politica, pur di mettersi una medaglietta, non realizza i progetti che bisogna realizzare. Io per esempio su queste risorse di cui parla sono stati bocciati tutti i progetti presentati dalla Sicilia, tra cui anche purtroppo un progetto che riguarda la mia zona, che è la diga Gibesi, che è diventata una cattedrale nel deserto e che è lì da tantissimi anni. Ma io so, per averlo vissuto in prima persona, perché nel 2020 i sindaci abbiamo chiesto un incontro al Ministero dell'Agricoltura, al Ministero delle Infrastrutture, e ha partecipato anche la Regione Siciliana, so che dal 2017 sono state date le risorse per fare un progetto di messa in sicurezza, e quel progetto ci sono voluti 3 anni per affidare il servizio e ancora quel progetto non è stato fatto. Quindi se c'è un ritardo nella progettazione perché c'è un cortocircuito, perché non si parlano i vari enti, poi alla fine arriviamo impreparati, siamo costretti a presentare progetti raffazzonati e il risultato è che ci vengono bocciati. Speriamo che recuperiamo, utilizzando anche gli ordini degli ingegneri, degli agronomi, degli architetti, tutto quello che è necessario mettere assieme attorno a un tavolo per fare dei progetti buoni che possano superare il vaglio delle commissioni nei vari ministeri ed essere finanziati. Ma è solo un problema di cortocircuito o anche un problema che mancano i cervelli? Recentemente anche la Regione ha fatto un bando per assumere diversi professionisti proprio in questo senso. Dal suo punto di vista, che ma io credo che i nostri cervelli sono forse più bravi di quelli del nord, anzi molte volte molti siciliani che si trovano al nord riescono a fare bene, a progettare bene. No, la politica deve avere la capacità, in questo caso soprattutto la Regione, di mettere su una squadra di persone capaci che sappiano fare un progetto per bene, per come si deve fare oggi, e sicuramente non mancano queste teste in Sicilia, non mancano queste professionalità. Bisogna utilizzare anche le collaborazioni con le università e con i vari ordini che sono ben lieti di collaborare e di fare sviluppare questo territorio. Sindaco, a proposito della diga Gibesi, lei ha avuto lei poco fa l'ha nominata, ecco, lei ha avuto un incontro anche con il sottosegretario Cancellieri alle infrastrutture, chiedendo addirittura l'inserimento e la nomina di un commissario straordinario. Che novità abbiamo? È chiaro, perché non capisco, per tante opere si stanno nominando i commissari per velocizzare le pratiche burocratiche, perché non nominare anche un commissario per la diga Gibesi?
Certo che quel finanziamento che era stato dato alla Regione, che è stato dato alla Regione, se fosse stato gestito da un commissario, sicuramente questi tempi non si sarebbero persi. Ecco, ci vuole un commissario a cui vengano affidate le competenze per portare a compimento quest'opera, per completare quest'opera, che è un'opera fondamentale. Non ci vogliono tanti soldi. Il progetto che è stato bocciato è un progetto di 30 milioni di euro, ma riempire quella diga d'acqua significa creare una economia soprattutto per l'agricoltura in quel territorio che interessa la provincia di Agrigento ma anche parte della provincia di Caltanissetta, la piana di Licata, significherebbe dare sviluppo con veramente pochissime risorse che se in questo momento non vengono investite e non vengono indirizzate per la realizzazione, la sistemazione e il completamento di quella diga, saranno prese da un'altra parte, possibilmente da un'altra parte d'Italia. Ma come se lo spiega lei questo blocco? Perché c'è questa situazione di impasse? Molte volte l'impasse, che non è solo sulla diga Gibesi, su tante altre opere, è dovuto al fatto perché c'è chi si vuole accaparrare la competenza su determinate scelte, allora c'è il governo nazionale che litiga col governo regionale, non si mettono d'accordo per le nomine, oppure magari c'è un ufficio periferico della regione che non dialoga con l'assessorato, o c'è la necessità di un parere che arriva in ritardo, si crea un cortocircuito e poi il tempo passa, le opere non si realizzano e quando le opere non vengono completate poi ci vogliono più risorse per recuperare anche quello che si è fatto in precedenza. Sindaco, lei ha aderito chiaramente all'atto costitutivo dell'AICA per la gestione dell'acqua pubblica, però insomma le problematiche ancora sono tante. Cosa ci può raccontare fattivamente di questi 2 mesi di esperienza? È una società che è partita perché doveva partire, perché c'è stato il fallimento di Girgenti Acque e quindi c'è stata la necessità di farla partire immediatamente. Credo che sia una grande opportunità, però anche lì abbiamo la necessità di una programmazione, perché la gestione dell'acqua in provincia di Agrigento non può essere una gestione improvvisata. Per dire la verità, in molti avevamo discusso della possibilità piuttosto di fare l'azienda consortile, di costituire una SPA e mettere dentro Sicilia Acque, perché c'è il grande problema anche delle risorse idriche, c'è sempre quella società privata cui siamo obbligati a chiedere l'acqua, a pagarla, a comprarla al prezzo che stabiliscono loro, e quindi lì c'è una storia antica. Però anche lì è un momento in cui i comuni si sono messi assieme per gestire il servizio idrico in provincia di Agrigento, ma abbiamo bisogno del supporto anche della Regione, che deve investire per sistemare le reti idriche, sia le reti idriche all'interno dei comuni, sia le reti extracomunali, perché non possiamo permetterci di perdere il 40, il 50, a volte anche il 60% dell'acqua che viene immessa in rete, e quindi abbiamo la necessità di migliorare le nostre infrastrutture. In questo momento c'è un bando che è stato pubblicato su un avviso del Ministero, sono 313 milioni di euro che vengono messi a disposizione per 5 regioni, alla Sicilia spetteranno 50 milioni, speriamo che alla provincia di Agrigento spettino 10 milioni, stiamo lavorando in collaborazione con l'ATI per presentare dei progetti. Naturalmente parliamo di pochissime risorse, 10 milioni non risolviamo il problema delle reti idriche, però credo che questo sia l'indirizzo giusto, questa sia la strada giusta, perché migliorando le reti non si sprecano le risorse, che purtroppo da noi non sono tante, e si dovrebbe anche chiedere di abbassare il costo a Sicilia Acque per l'acquisto dell'acqua, e fra qualche anno con meno perdite e con un costo inferiore potremmo anche dare un servizio migliore ai cittadini della provincia di Agrigento. Ecco, Sindaco, la Regione è intervenuta con 10 milioni di euro giusto per fare partire, diciamo, la società. La Regione, per dirla in maniera chiara, questi 10 milioni sono un prestito, li dovete restituire. È un prestito che è stato fatto ai comuni che sono soci di AICA. I comuni stanno deliberando, molti hanno già deliberato, qualcuno porterà
la delibera in Consiglio Comunale per attingere a queste risorse. È un prestito che dobbiamo restituire, che verrà restituito da AICA ai comuni, e poi i comuni si sono impegnati a restituirlo alla Regione, e quindi serviranno queste risorse, servono per fare partire questa azienda, ma sono delle risorse che sono sempre dei comuni, e quindi ci vuole una gestione oculata anche affinché queste risorse rientrino nelle casse comunali e quindi vengano restituite alla Regione. C'è stato un cambio di destinazione, perché all'inizio si era detto che erano 10 milioni che andavano a fondo perduto. All'inizio si era parlato della possibilità di 10 milioni che arrivavano alla Regione per far partire, poi questo non è stato possibile, però dobbiamo accontentarci. Poi il servizio dobbiamo anche lì avere la capacità di dimostrare che questa società può camminare sulle proprie gambe, ma è chiaro che per la spesa corrente, per la gestione corrente, questi soldi magari è giusto che vengano dati come prestito, però è chiaro che la Regione invece deve impegnarsi per la spesa in conto investimenti, perché questo servizio necessita di investimenti, come dicevo poc'anzi, sia per le reti all'interno dei comuni, sia per le reti fuori dai comuni. Ci sono situazioni completamente differenti nella provincia, di questo va tenuto conto, perché ci sono comuni che hanno sorgenti a pochissimi metri dall'abitato che danno anche 500-600 litri di acqua al secondo. Ci sono comuni come per esempio il comune di Ravanusa che non ha risorse proprie e quindi ha la necessità di attingere da altre fonti. A noi l'acqua arriva dal Fanaco, quando c'è una piccola rottura anche a Canicattì o ad Aragona si blocca l'erogazione dell'acqua a Ravanusa. Ecco, ci auguriamo che in un futuro prossimo questo non avvenga, l'acqua arrivi costantemente nei serbatoi del nostro comune per dare un servizio migliore ai nostri cittadini. Ma voi avete problemi di distribuzione idrica in atto? In questo momento il problema l'abbiamo superato, speriamo di non ricadere nuovamente. Prima c'era un problema anche di capienza degli invasi, con le piogge delle ultime settimane questo problema è stato superato. C'è stato anche un problema alla condotta, come dicevo, che portava l'acqua al nostro partitore. I problemi sono risolti, ora l'acqua è tornata non alla nostra normalità. Noi siamo abituati ad avere l'acqua ogni 4-5 giorni, non è da paese europeo, non è da paese civile, possiamo migliorare, ci sono comuni anche da noi che ricevono l'acqua ogni giorno, dobbiamo puntare a quello, dobbiamo essere sempre ambiziosi per migliorare. Le possibilità ci sono, bisogna investire. E anche questo è il momento per richiedere risorse per le infrastrutture idriche. Ecco, questi soldi come saranno destinati nell'ambito della società? Ma innanzitutto su questo bando l'ATI già sta facendo una ricognizione dei progetti cantierabili che già ci sono. Dopodiché è stato chiesto alle varie amministrazioni quelle che sono le necessità per migliorare le reti. Le amministrazioni si impegneranno, io ho già attivato gli uffici per la rete interna, per eliminare le perdite e quindi presentare un progetto anche lì esecutivo che sarà poi presentato alla Regione con la speranza di averlo finanziato. Iniziamo da migliorare le reti interne sperando che poi, come ci auguriamo e come so che farà, sia l'ATI che AICA si occuperanno della infrastruttura esterna ai comuni. Ecco, a livello di organizzazione, bollettazione, uffici... Sulla bollettazione anche lì c'è stato... Scusa, a noi ci arrivano tantissime lamentele, mi riferisco spesso alla nostra città, insomma, ad Agrigento, quindi non conosco la situazione nel dettaglio di Ravanusa, ecco, però ci sono lamentele nei vari guasti, nella situazione un po' in generale, la bollettazione, so che c'era un problema di pagamento di bollette, ecco, ci faccio un po' un quadro. C'è un problema di inizio di avviamento, ecco, diciamo così. C'è un problema di avviamento perché
molte imprese anche private che lavoravano per le riparazioni con Girgenti Acque hanno avuto problemi nei pagamenti e quindi ora sono anche titubanti, resti a collaborare con AICA, e quindi c'è un ritardo anche degli interventi. C'è un problema anche di liquidità che stiamo tentando di superare anche con queste risorse che verranno dalla Regione. Sulla bollettazione c'è stato un errore che credo abbiamo superato con l'ultima assemblea, perché inizialmente, dato che si è dovuti partire, la bollettazione era mensile, ora si è tornati nuovamente alla bollettazione trimestrale. Abbiamo fatto anche, io personalmente mi sono lamentato con il Presidente del Consiglio di amministrazione per la nuova richiesta della cauzione che i cittadini avevano già pagato con Girgenti Acque, e è stato assicurato in assemblea dal Presidente di AICA che c'è una bolletta di Girgenti Acque che sta restituendo la cauzione e viene richiesta nuovamente con AICA. Qualora questo non avvenisse, poi sarà AICA a detrarre le somme nella bolletta successiva. Ancora è presto, sono passati solo pochissimi mesi da luglio avete fatto l'atto costitutivo, per dire se questa azienda, io sono fiducioso, però questa fiducia è a tempo, diciamo. Sì, ma questa fiducia spero che sia confermata nei prossimi mesi. Dobbiamo attenzionare ogni singolo problema, perché credo che dopo qualche mese questa società deve andare a regime, e l'obiettivo primario, essendo anche una società pubblica, è quella di rispondere esattamente a quelle che sono le esigenze dei cittadini del territorio. Ma le faccio una domanda banale: se succede un guasto, come vi organizzate? Chi interviene? Se succede un guasto, noi a Ravanusa ci siamo organizzati. C'è anche la possibilità di fare una convenzione con AICA, proprio perché siamo nelle fasi iniziali. Può intervenire anche il Comune, di fatto c'è una convenzione che si può sottoscrivere, che tutti i comuni possono sottoscrivere, può intervenire direttamente il Comune, naturalmente dovendo intervenire AICA poi le risorse verranno scomputate o dalle bollette che i comuni pagano, una sorta di compensazione tra Comune e AICA. Dipende dalla tempistica, se c'è la necessità di intervenire subito, AICA non può intervenire, interviene il Comune, se invece AICA può intervenire, è bene che intervenga AICA perché la competenza è di AICA. Ecco, di solito quando si parla di acqua si lega il discorso anche ai rifiuti. Ecco, sui rifiuti voi avete una gestione in house, facciamo anche un bilancio di come è stato quest'anno nella gestione. Sui rifiuti noi abbiamo una gestione in house, siamo... Ecco, la domanda mi piace. Noi abbiamo deciso dal 2017 di gestire i rifiuti con una società in house, quindi con una nostra società, la Ravanusa Ambiente e Risorse, una società che è in attivo, che non ha perdite, che ha approvato i bilanci, anche il bilancio 2020 già è pronta ad approvare il bilancio 2021 nei primi mesi del prossimo anno, e però c'è un problema sovracomunale, che è quello del costo del conferimento, perché noi siamo riusciti in questi 4 anni a mantenere il costo del servizio basso senza nessun aumento, invece c'è costantemente un aumento dei costi di conferimento. Tra l'altro costi di conferimento che vengono scelti unilateralmente, vengono comunicati ai comuni e i comuni sono costretti a pagare. Per fare un esempio affinché i nostri ascoltatori comprendano, a fine settembre la società dove noi conferiamo ha fatto una nota al comune ed ha aumentato il costo di conferimento a tonnellata di circa 25 euro. Questo costo di conferimento, 25 euro a tonnellata, incide per tutto l'anno per circa 100.000 euro. Quindi, siccome poi questo costo viene ribaltato al 100% ai nostri concittadini, significa che per una scelta unilaterale fatta dal gestore
senza possibilità di essere contestata da parte dei comuni, c'è un aumento di 100.000 euro ai cittadini. E devo dire che noi abbiamo la fortuna di conferire in una discarica dove i costi sono più bassi rispetto a quello che c'è in giro. Noi paghiamo oggi 165 euro a tonnellata, ci sono comuni che pagano anche 240. Dove conferite voi? Noi conferiamo a Cammarata, ci sono comuni che pagano anche 240, ad Alcamo, a Catania 250-255 euro. C'è un problema, perché oggi tutto il mondo con i rifiuti guadagna, in Sicilia invece con i rifiuti abbiamo un costo eccessivo. Purtroppo c'è un ritardo sugli impianti da parte della Regione che non si è decisa e non sa ancora quello che deve fare, se deve fare i termovalorizzatori, se deve fare i centri di compostaggio, se deve fare ormai con i rifiuti si fa anche il metano, l'idrogeno. E quindi quello che chiediamo noi, e siamo lì alla domanda iniziale sui sindaci che sul territorio chiedono che vengano realizzate le infrastrutture, abbiamo visto che altre regioni si sono mosse in maniera tale che ci sono ormai tecnologie dove si porta il rifiuto e si produce energia termica ed energia elettrica. La cosiddetta economia circolare. Venga data la possibilità, se la Regione è in ritardo, ai comuni di intraprendere queste iniziative in modo tale che si realizzino impianti per fare abbassare il costo del conferimento. Abbassare il costo del conferimento significa abbassare il costo della bolletta. Se invece il costo del conferimento continua a salire, la bolletta continuerà a salire. Noi per scelta, per esempio, ma non potremo farlo a lungo perché poi andiamo anche contro legge, per scelta ci manteniamo al 45%, ma non perché non siamo in grado di arrivare al 75%, perché non differenziamo l'umido. Ma perché non differenziamo l'umido? Perché conferire il costo dell'umido fino a 2-3 mesi fa significava pagare 240 euro a tonnellata e portarlo a Catania, quindi c'è anche il costo del trasporto, e significava fare aumentare di 200-300.000 euro il costo della bolletta. È vero che poi arriva l'incentivo e il premio da parte della Regione per i comuni ricicloni che superano il 65%, ma se il premio è 30.000, 40, 50.000 euro, come di fatto è, l'aumento del costo è 250-280.000 euro, credo che anche mio figlio che va in terza elementare sa fare questo conto. Questo premio è solo una medaglietta, ma non è certamente un bene che viene fatto ai cittadini. Ecco, l'obiettivo che si deve porre la Regione è quello di fare impianti e abbassare il costo di conferimento. Ma su questo indirizzo avete qualche idea? Perché sentivo parlare di un ritorno al vecchio piano dell'onorevole Cuffaro, del presidente Cuffaro, sui termovalorizzatori. I termovalorizzatori si realizzano in tutto il mondo, ci sono esperienze di molte città europee che ce l'hanno anche all'interno dei centri abitati. Io credo che su questo bisognerebbe puntare, però è chiaro che non bisogna perdere più tempo. Noi per esempio abbiamo nel piano regionale dei rifiuti nell'area industriale di Ravanusa un progetto di compostaggio che pare sia stato finanziato, comunque c'è la copertura finanziaria, per circa 20 milioni di euro. Io conosco i progettisti, conosco il progetto, è un progetto vecchio perché è un progetto di cui si parla da 13 anni, è una tecnologia che è assolutamente vecchia. Queste risorse si potrebbero spendere per realizzare magari un impianto nuovo, di nuova generazione, che produca anche energia, in modo tale che i rifiuti vengano conferiti. C'è una produzione di energia che può creare anche un utile, e quindi c'è un abbattimento del costo del conferimento, e ripeto, questo significarebbe diminuire la bolletta. Biogas ad esempio, insomma, si potrebbero fare tanto, quindi ancora non c'è un indirizzo preciso. Ancora non c'è un avviso. Ho incontrato, c'è stata una fiera dei rifiuti, ho incontrato degli ingegneri della SNAM. Sì, esattamente,
e mi dicevano che c'è un avviso per individuare delle zone dove fare eventuali termovalorizzatori. Però oltre all'avviso, a mio modo di vedere, si dovrebbero velocizzare le procedure, perché i cittadini continuano a pagare, continuano a lamentarsi, ci sono zone dove il servizio di spazzamento e di pulizia funziona bene, ci sono comuni che hanno difficoltà anche a chiudere i bilanci perché non riescono ad avere le risorse per pagare le discariche, quindi le discariche, se non si pagano puntualmente, chiudono e quindi non accettano più i rifiuti, e noi a volte vediamo anche in estate grandi città come Palermo, Catania, ma anche comuni dell'Agrigentino sommersi dai rifiuti. Non è un buon biglietto da visita per la nostra Sicilia. Quindi si torna un po' all'idea di Cuffaro, insomma. È un'idea che va perseguita, se ce ne sono di migliori si portino sul tavolo. Quella che era di Cuffaro era una buona idea fatta in tante regioni d'Italia e in tanti posti in Europa. Cuffaro non è più presidente dal 2008, sono passati 13 anni, io credo che se dopo 13 anni si ritorni a quella idea vuol dire che era una buona idea, ma comunque si realizzi e non si aspettino altri 13 anni facendo. Ma lei è soddisfatto del lavoro del governatore Musumeci? Avrebbe potuto fare di più. Che consiglio gli darebbe? Ma io credo che bisognerebbe, come dicevo, essere più ambiziosi. Io per fare un esempio ho visto la felicità che c'è stata quando è arrivato questo treno Freccia Bianca in Sicilia. L'avrei rispedito al mittente, perché credo che mentre l'Italia va verso la velocizzazione, verso punta all'alta velocità in tutte le regioni d'Italia, ormai superando lo stretto ci si riesce a muovere molto agevolmente in treno, creando anche sviluppo nei territori dove si migliora la mobilità. Avere mandato il Freccia Bianca in Sicilia è un'offesa per tutti i siciliani. Ho parlato anche con l'assessore dicendo che l'obiettivo dovrebbe essere di avere l'alta velocità almeno sulla Palermo-Catania. Questo sarebbe un bene anche per noi, perché l'alta velocità tra Palermo e Catania, ormai i treni viaggiano a 300 km/h, anche a metterlo a 200 km/h, raggiungere Palermo e Catania in un'ora con una sola fermata a Caltanissetta significherebbe anche per noi, arrivando a Caltanissetta, raggiungere i due centri più grossi in mezz'ora, quindi l'aeroporto di Catania o l'aeroporto di Palermo in mezz'ora, e sarebbe un punto importante anche per il centro della Sicilia. Accontentarsi della velocizzazione di alcuni tratti credo che non sia una buona politica, significa accontentarsi sempre delle miserie, mentre lo sviluppo poi avviene in altre parti. È stato un flop, è stato criticato l'arrivo di questo treno, c'è stata troppa spettacolarizzazione, quando in realtà, insomma, non si guadagna nulla, la gente continua a viaggiare con gli stessi tempi, e quindi bisognava un'azione politica forte, anche mi sarei aspettato dal governatore, con un rifiuto eclatante, in modo tale da far puntare i riflettori sugli investimenti sulle strade ferrate in Sicilia, perché credo che realizzare anche questo tipo di infrastrutture agevolerebbe molto lo sviluppo di questa terra, per non parlare degli investimenti sui porti e anche sulle strade su gomma. Oggi purtroppo le nostre imprese non sono più competitive, non riescono ad essere competitive, perché per portare i nostri prodotti nei mercati europei i costi e i tempi addirittura siamo ancora al binario unico, cioè deve passare un treno, per poi si ferma per passare l'altro. Insomma, siamo al binario unico e in alcune zone al binario unico non elettrificato. Mentre oggi ci sono le nuove tecnologie, perché non in Sicilia? C'è stata una convention di Musumeci giorni fa a Catania, ecco, che ha riproposto la sua candidatura. Lei come vede la ricandidatura di Musumeci? Ha detto che potrebbe fare meglio, però tra un anno si andrà a votare, per cui
ci sono sicuramente diverse opzioni, stiamo vedendo l'avance della Lega che vuole un suo candidato, insomma stiamo assistendo, almeno in queste prime fasi, non so se poi, a una spaccatura del centrodestra e secondo me se il centrodestra si spacca si apre la porta a una possibile coalizione centrosinistra, come diciamo è successo a Roma, a Torino, insomma in tante altre città d'Italia. Un suo punto di vista? Ma molti dicono che se il centrodestra si spacca si riverifica quello che è successo nel 2013 con l'elezione del candidato del centrosinistra, quando si candidarono sia Musumeci che Miccichè. Io credo che piuttosto delle alchimie politiche, delle divisioni, si debba puntare ad un presidente che oltre ad avere a cuore le sorti della Sicilia riesca a reperire le risorse, spenderle bene, indirizzarle bene, non perdere occasioni di sviluppo che ci sono e ci saranno nei prossimi anni, perché le risorse del PNRR saranno fino al 2026, quindi è un'occasione per la Sicilia. Quindi credo che serva un presidente che con la sua giunta, con la sua squadra sappia reperire queste risorse. Ci sarà un cambio di marcia e un'investitura nuovamente su Musumeci. Se non c'è un cambio di marcia è bene che si cambi il candidato. Questo non spetta a me dirlo, lo decideranno i partiti. È chiaro che la Sicilia merita di più. Tra l'altro devo dire che lei al termine del suo mandato dovrà fare anche nuove scelte. Quali saranno le nuove scelte che farà, sindaco? Mi riferisco a eventuali candidature, insomma alle sue ambizioni politiche, perché lei non potrà fare il sindaco a vita. No, anche perché i mandati, insomma, tra l'altro non sono un difensore del terzo mandato e penso che 10 anni siano il giusto tempo per programmare, progettare, realizzare, e poi è bene che arrivino nuovi stimoli, nuove persone, quindi questo terzo mandato di cui tanto si parla non è ancora passato in Parlamento ed è bene che non passi. È chiaro che il mio mandato si conclude nel 2023, nel 2022 ci sono anche le elezioni regionali, penso probabilmente di poter intraprendere anche questa battaglia. Magari se ci può anticipare con chi, non so, no, ancora, che scelta politica ha fatto, farà, non lo so, perché ma io sono stato sempre una persona moderata, le mie origini sono democristiano, continuo ad essere... Il suo affetto per Mannino l'abbiamo visto, insomma, in diverse occasioni. Continuo ad essere un democristiano, le mie amicizie e il mio affetto per Mannino e per tutti i democristiani, io vengo da lì, non lo nascondo, anzi ne sono orgoglioso. Decideremo insieme agli amici, ma è come le elezioni comunali. Se prima non si decide chi è il sindaco e non si ha la certezza di chi è il sindaco, uno non sa. Quindi vedremo come andrà la scelta del candidato presidente e poi insieme agli amici decideremo dove candidare. Lei a Ravanusa ha un grosso competitor che è l'onorevole Savarino, per cui chiaramente insomma, è giusto pescate che nello stesso bacino. È giusto che ognuno, il bacino è tutta la provincia, è giusto che ognuno di solito quando uno parte forte faccia le sue scelte e le scelte puntarle sulla proposta politica, perché è importante spendersi per il proprio territorio, rappresentare le esigenze dei cittadini e dare risposte per quello che i cittadini chiedono. La sua preferenza per il Presidente della Repubblica? Si fanno tanti nomi, Berlusconi, ora è uscito il nome di una donna, Draghi addirittura. Il suo punto di vista, lascerebbe Draghi a Palazzo Chigi, non lo so. Non oserei se tanto. Lei magari faccio il sindaco, è un grande elettore, come si regolerebbe? Così anche il punto di vista guardo alla politica. È bello, insomma, parlare anche di queste cose. Mi auguro, c'è un democristiano, mi auguro che rimanga un democristiano alla presidenza. Si parla di Casini, per esempio. Ci vada un democristiano.
Un democristiano è sempre un buon Presidente della Repubblica. Allora io vorrei avviarmi a questa ultima parte della nostra intervista citando una serie di finanziamenti che le sono arrivate in quest'anno, veramente devo dire sotto questo punto di vista ho visto un elenco, insomma sono rimasto particolarmente colpito. Mi riferisco, ecco, per esempio, una delle cose di cui lei ci teneva tanto è il campo sportivo, no? Perché è così importante il campo sportivo? È stata un'opera a cui lei particolarmente, insomma, l'ha seguita. Ma io credo che lo sport sia importante per una comunità. Noi abbiamo una buona squadra di calcio, ci vanno più di 250-300 ragazzi che lo frequentano quasi giornalmente, e quindi perché lasciarli lì in quel campo con la sabbia? Era proprio una scommessa. Abbiamo voluto il campo in erba e siamo riusciti a realizzarlo. Adesso abbiamo avuto un finanziamento di 2 milioni di euro per ristrutturare il palazzetto dello sport e la piscina comunale. Già i lavori sono iniziati e quindi daremo queste due strutture fra qualche mese ancora migliori rispetto a quelle che abbiamo avuto e che sono state utilizzate in questo periodo. Abbiamo anche sistemato un altro campo polivalente più piccolo dove i ragazzi possono giocare. Ecco, lo sport è stato un settore che abbiamo attenzionato particolarmente, ma devo dire anche come le scuole, come le periferie. Come non solo altro. Lo sport, perché avete avuto 1.800.000 euro lavori, palazzine popolari, piazza Raciti. Questo è stato, diciamo, le case a statuto autonomo. Abbiamo avuto 1 milione di euro per le alloggi popolari via Veneto, dove metteremo 18 famiglie, già c'è stato il bando. Poi abbiamo, e di questo diciamo ne vado fiero, perché siamo stati l'unico comune della provincia di Agrigento e solo 8 comuni in Sicilia ad avere finanziato un progetto di social housing dove verranno realizzati altri 16 alloggi. Abbiamo potuto anche sistemare il quartiere. Tra l'altro un quartiere che è un quartiere periferico. Abbiamo avuto anche un'attenzione particolare alle periferie, perché non bisogna solo pensare al centro dove stiamo ristrutturando diverse piazze, ma per esempio c'era una zona che era stata dove si era costruito negli anni 30-40 anni fa e non era stata ancora urbanizzata. Abbiamo lì speso 1,5 milioni di euro, la stiamo sistemando, perché credo che anche i cittadini di quel quartiere, anche se si trova in periferia, meritano di vivere in Poi anche un'attenzione particolare sulle scuole, 1.600.000 euro la Don Bosco, 1.700.000 euro la scuola Manzoni, 2 milioni per la palestra di Via Arno, insomma. Abbiamo ristrutturato tutte le scuole. Sto facendo qualche piccolo esempio, ma insomma, abbiamo ristrutturato tutte le scuole. Sulle scuole credo che abbiamo investito, abbiamo reperito finanziamenti per circa 10 milioni di euro, le abbiamo ristrutturate tutte, le abbiamo efficientate tutte, le abbiamo completate tutte. È in fase di completamento il plesso principale, cioè dire il plesso Manzoni, dove abbiamo anche avuto finanziato sia l'auditorium con un finanziamento oltre 2 milioni di euro, sia l'auditorium che la palestra, mi pare che in collaborazione con il Ministro degli Interni, mi pare, no? Sì, sì, grazie a questo finanziamento e a un lavoro di sinergia con il dirigente scolastico abbiamo migliorato anche l'offerta formativa, perché è partito anche il tempo pieno, abbiamo realizzato una nuova mensa, e quindi di questo sono particolarmente contento, perché le scuole sono il nostro futuro, dove crescono i nostri ragazzi, i nostri bambini. E anche la palestra di cui parlava, una struttura che non esisteva più da 20 anni perché c'erano solo dei ruderi. Abbiamo avuto un finanziamento dall'assessorato regionale alla pubblica istruzione di 2 milioni di euro, la stiamo demolendo e ricostruendo tutta, e la potranno utilizzare sia i ragazzi della primaria, sia i ragazzi della scuola dell'infanzia, ma anche i ragazzi della scuola secondaria, perché l'istituto secondario è lì vicino, e quindi è una palestra che potrà servire a tutti i ragazzi, e questo diciamo è importante.
Poi ci sono stati 7 milioni di euro per Corso Repubblica, 5 milioni di euro per il quartiere Mastro Dominici, 870 mila euro per la ristrutturazione della caserma dei Carabinieri, Contrada Ciaramito un finanziamento di 700 mila euro, insomma riqualificazione quartiere San Michele, insomma un elenco. Sì, devo dire che Ravanusa però è un cantiere aperto, abbiamo un problema nella Valle dell'Abitato perché è una zona interessata da frana, c'è un progetto generale che abbiamo redatto noi di 22 milioni di euro, di questi 22, 12 già sono stati finanziati e cantierati, addirittura il primo lotto di 7 milioni di euro, i lavori si stanno quasi completando, è iniziato l'altro lotto di 5 milioni di euro. Questo sarà importante non solo per consolidare quella zona, non solo per riqualificarla, perché ne stiamo approfittando per riqualificarla, ma anche per far diminuire il rischio idrogeologico. Oggi è una zona R4, contiamo di chiedere alla Regione che la classifichi con il rischio idrogeologico 2 e quindi sarà data la possibilità di essere rivissuto. E credo che questo problema doveva essere affrontato perché il rischio idrogeologico molte volte ha creato problemi in altri comuni, portando anche a disastri e a morte di persone. Anche il Viale Lauricella è stato... La Lauricella, come dicevo, è una zona che stiamo urbanizzando e lì vicino abbiamo avuto anche il finanziamento della caserma comunale, della caserma che è di proprietà comunale, che necessitava, i lavori sono iniziati proprio in questi giorni, di essere ristrutturata perché altrimenti il rischio era di chiudere quella struttura che è un presidio di legalità. Credo che non sarebbe stato un bel segnale. Per fortuna siamo riusciti a reperire questo finanziamento e contiamo entro la prossima estate di averla ristrutturata e il mio augurio, l'ho chiesto anche al comandante, al capitano di compagnia, il mio augurio è che non essendo stata ancora intitolata si possa intitolare. Abbiamo già qualche suggerimento che abbiamo dato, che non voglio anticipare perché certo, poi la scelta spetterà comunque all'Arma dei Carabinieri. Tra le altre cose, ecco, oltre insomma tutta questa pioggia di milioni che sicuramente Ravanusa cambierà aspetto, c'è stata anche l'adesione alla Fondazione Sciascia, anche diciamo tra le cose che avete, che lei credo è stato un segnale, perché ritengo che oltre alla crescita infrastrutturale serva una crescita culturale. Avere aderito alla Fondazione Sciascia è un segnale che abbiamo voluto dare perché crediamo veramente che affinché ci sia un cambiamento serva anche che i nostri giovani cambino mentalità e crescano culturalmente. Ecco, questa è stata la volontà di aderire. L'efficientamento energetico del Museo Lauricella su un input che aveva fatto l'assessore Tusa. Sì, questo lo ricordo con piacere perché Sebastiano Tusa mi è arrivata un giorno una chiamata da sindaco, sono l'assessore, vorrei venire a visitare il museo. Mi è sembrato strano, di solito funziona al contrario, che sono io. Quando è venuto aveva una conoscenza di ogni singolo reperto, conosceva l'area archeologica, conosceva tutto, meglio di me naturalmente, e mi ha incuriosito, ho detto e mi ha raccontato che da bambino il papà era direttore del Museo Salinas e c'erano molti reperti di Ravanusa e lui si è iniziato a interessare a Ravanusa. Ci ha dato veramente un grosso suggerimento perché noi già avevamo in corso questo finanziamento della struttura, ma poi lui ci ha suggerito di togliere la biblioteca, noi l'abbiamo spostata in un altro edificio che abbiamo ristrutturato, e di ampliare la zona dei reperti. Avevamo avviato anche un ragionamento con l'assessorato, con il suo assessorato, purtroppo il destino ha tolto una risorsa alla Sicilia, adesso noi stiamo continuando su quell'idea che ha avuto Sebastiano Tusa, spero di riuscire a portarla a compimento prima della fine del mio mandato, anche per onorare
la figura di questo grande siciliano che ci ha lasciato. Ecco, dico, tra le tante notizie anche l'assoluzione che lei ha avuto dal Tribunale per l'utilizzo della biblioteca. Sì, avevo autorizzato, avevo dato nulla osta, mi sono trovato. Una notizia, insomma, anche sì, quest'anno si è chiusa questa vicenda, tra l'altro, che avevo dato un nulla osta ad un'associazione che si occupa di disabilità, che doveva fare solo informazione. C'era stata la direttrice che aveva dato un diniego per un'altra manifestazione, hanno messo tutto assieme pensando che io avessi privilegiato uno piuttosto che altro. Non era assolutamente mia intenzione e tutto è finito come doveva finire. Bene Sindaco, io penso di aver snocciolato un po' tutti gli appunti che avevo. Come chiudere questa nostra trasmissione? Così abbiamo a dicembre, sicuramente il vostro comune organizzerà degli eventi lieti, diciamo compatibilmente con le misure, diciamo, che il Covid ci impone, per cui, diciamo, quali sorprese farà ai suoi concittadini? Compatibilmente col Covid, noi naturalmente, al di là di quello che di questi giorni discute la comunità europea, la Commissione europea, Natale, per noi ridicola. Natale è sempre Natale, è chiaro che è un momento di gioia, è un momento... è il momento di riscoprire gli affetti, di stare in famiglia, ed è anche un momento per vivere in comunità, ed è chiaro che anche quest'anno noi ci occuperemo dell'organizzazione delle festività natalizie. Proprio questa mattina l'assessore ha messo in moto la macchina organizzativa e come sempre ci godremo il Natale a Ravanusa. Bene Sindaco, noi le facciamo tantissimi auguri di buon lavoro. Grazie di questa bella chiacchierata, un saluto ai vostri ascoltatori e grazie di cuore. Facciamo gli auguri di Natale, insomma tra un mese diciamo che sarà Natale, quindi anche auguri a chi ci ascolta. Pensavo che ci rivedavamo prima, comunque se ci rivediamo. Lo facciamo ai nostri, lo facciamo auguri, ai nostri telespettatori, ovviamente, auguri, a tutti i nostri assolutamente a tutti. Bene, ringraziamo il sindaco di Ravanusa Carmelo D'Angelo per questo consuntivo, per questa chiacchierata, insomma per questa discussione che abbiamo avuto anche su tematiche politiche, non solo, sui finanziamenti che sono arrivati a Ravanusa e su ciò che è stato realizzato. Grazie Sindaco, grazie ai nostri telespettatori. Vi ricordo che la trasmissione sarà vista sull'LCN 92 in Sicilia, sarà pubblicata sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitter. Che dire, una buona serata. Grazie Sindaco. Grazie. Buonasera.